Matteo 25, dal verso 31. Il Signore benedica la sua parola nei nostri cuori. Quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria con tutti gli angeli, prenderà posto sul suo trono glorioso. E tutte le genti saranno riunite davanti a lui, ed egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dai capri. E metterà le pecore alla sua destra e i capi alla sinistra. Allora il re dirà a quelli della sua destra: venite, voi, i benedetti del Padre mio, ereditate il regno che vi è stato preparato fin dalla fondazione del mondo, perché ebbi fame e mi deste da mangiare, ebbi sete e mi deste da bere, fui straniero e mi accoglieste, fui nudo e mi vestiste, fui ammalato e mi visitaste, fui in prigione e veniste a trovarmi. Allora i giusti gli risponderanno: Signore, quando mai ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato da mangiare? O assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando mai ti abbiamo visto straniero e ti abbiamo accolto, o nudo e ti abbiamo vestito? Quando mai ti abbiamo visto ammalato o in prigione e siamo venuti a trovarti? E il re risponderà loro: in verità vi dico che in quanto lo avete fatto a uno di questi miei minimi fratelli, l'avete fatto a me. Allora dirà anche a quelli della sua sinistra: andate via da me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli, perché ebbi fame e non mi deste da mangiare, ebbi sete e non mi deste da bere, fui straniero e non m'accoglieste, nudo e non mi vestiste, malato e in prigione e non mi visitaste. Allora anche questi gli risponderanno dicendo: Signore, quando ti abbiamo visto aver fame o sete, o essere straniero, o nudo, o ammalato, o in prigione, e non ti abbiamo assistito? Allora risponderà loro: in verità vi dico che in quanto non lo avete fatto a uno di questi minimi, non l'avete fatto neppure a me. Questi se ne andranno a punizione eterna, ma i giusti a vita eterna. Signore, eccoci davanti al terzo tuo messaggio riguardo al tuo ritorno. E ancora, Signore, siamo qui a chiederti la grazia di essere trovati pronti, la grazia di non doverci vergognare di nulla, Signore. Signore, ti ringraziamo perché non hai nascosto le verità celesti, anche quando queste sembrano essere sfidanti per noi, o Signore. Con umiltà ci avviciniamo alla tua parola, chiedendoti un cuore e un orecchio attenti, Signore, per riceverla in un modo spirituale, perché porti vita, porti trasformazione, porti ogni cosa che tu hai preparato per noi, Signore. Signore, aiuta me a condividere questa parola. Abbi pietà di me, Signore. Riempimi con la pienezza dello Spirito Santo, Signore. Apri la mia mente, purifica le mie labbra, perché io possa condividere la tua parola e non pensieri umani. Te lo chiedo nel nome di Gesù. Amen. Accomodatevi, fratelli. Questa parabola ha a che fare con la vista, perché le persone a cui il re si rivolge sono loro a chiamare in causa la vista. Quando ti abbiamo visto? Ed è la stessa domanda che fanno le pecore e i capri. Chi è del Signore e chi non lo è. E si vedrà questo non adesso. Si vedrà quando il re siederà sul suo trono. Sarà quello il momento. Ecco perché noi adesso non abbiamo nessun diritto e nessuna capacità di designare qualcuno come del Signore e qualcun altro come non lo è, salvo che non ci sia una vita che disonora il Signore, quindi quella è proprio una dichiarazione pubblica. Ma Dio conosce il cuore
E questo è più per noi come credenti, che dobbiamo vagliare il nostro cuore, non dobbiamo dare mai per scontato che siamo arrivati. Dice l'Ecclesiaste che non c'è congedo in tempo di guerra e noi siamo in una battaglia fino a quando il Signore non tornerà e ci porterà in trionfo. E quindi questi personaggi che vengono convocati dal Signore fanno questa domanda in replica al Signore, che dice qualcosa che non era chiaro per loro. Quando ti abbiamo visto? E quindi questa parabola ci fa sapere che negli ultimi tempi, quando il Signore tornerà, entrerà in cielo chi ci vede. Perché la parabola non dice soltanto di un premio, chi non aveva visto ricevette un premio minore. No, qui si parla di entrare in cielo oppure no. Si parla di entrare nella gioia del Signore oppure no, non di premi maggiori o minori. Chi non ha la vista non entrerà in cielo. Questo è un po', se possiamo riassumere la parabola in poche parole, il sunto. Soltanto chi possiede, chi ha ricevuto e continua a possedere una buona vista spirituale entrerà alla presenza di Dio. Io voglio entrare alla presenza di Dio. Qualcuno potrà dire, ma forse è un'affermazione un po' troppo netta, un po' troppo forte. In realtà se noi leggiamo nel passo della guarigione del cieco nato in Giovanni quello che alla fine il Signore disse, Gesù si espresse così: io sono venuto in questo mondo per fare un giudizio, affinché quelli che non vedono, vedano, e quelli che vedono diventino ciechi. Alcuni farisei che erano con lui udirono queste cose e gli dissero: siamo ciechi anche noi? Erano quelli che dicevano: ma noi ci vediamo benissimo, noi partecipiamo a tutti i culti, noi facciamo tutte le cose che ci viene ordinato di fare, noi eseguiamo perfettamente ogni singolo punto della legge, siamo ciechi anche noi. E Gesù rispose loro: se foste ciechi fisicamente non avreste alcun peccato, ma siccome dite noi vediamo spiritualmente, il vostro peccato rimane. È Gesù che è netto riguardo alla vista. Egli dà la vista ai ciechi e questo vale sia fisicamente, i Vangeli ci dicono che egli diede vista ai ciechi, ma soprattutto spiritualmente. Noi eravamo ciechi e adesso ci vediamo. Il giorno in cui Gesù ha toccato il nostro cuore, noi abbiamo iniziato a vedere le realtà spirituali. Alleluia! Gli ultimi tempi saranno caratterizzati da una confusione tale che renderà difficile vedere chiaramente le cose che Dio vuole. Addirittura diventerà difficile vedere chiaramente il Signore. Gesù stesso nel capitolo 24 dice: molti penseranno di seguire il Cristo, di andare dietro al Cristo, e non sono io, ma diranno che lo vedono, diranno che lo seguono. Un problema di vista, se ci pensiamo, un problema di capacità di vedere chiaramente. Ecco perché nell'ultima chiesa delle 7 chiese dell'Apocalisse, quella che alcuni teologi dicono rappresentare la chiesa degli ultimi tempi, la chiesa di Laodicea, che diceva: io sono ricco, io possiedo ogni cosa, e leggo il passo con precisione, sono ricco, mi sono arricchito, non ho bisogno di niente. E Gesù disse: tu non sai invece che sei infelice fra tutti, miserabile, povero, cieco, nudo. E dice il Signore come consiglio: io ti consiglio, tra le altre cose, del collirio per ungerti gli occhi e vedere. Quindi il problema che c'è anche nella Chiesa degli ultimi tempi, la Chiesa che sarà vicina al ritorno del Signore, sarà proprio un problema di vista, un problema di incapacità di vedere le cose chiaramente. E questo è ciò di cui parla la parabola finale del capitolo 25 di Matteo. Signore, quando ti abbiamo visto?
aver fame, aver sete, essere nudo, essere malato, essere in prigione. Quando ti abbiamo visto straniero? E i primi, le pecore, quelli che il Signore mette a destra, in realtà avevano una buona vista. Tra l'altro una vista che parla anche di umiltà, perché loro non si andarono a vantare, abbiamo soccorso questo, soccorso quello, abbiamo visto il Signore in questo e in quello. No, loro lo fecero spontaneamente e lo fecero perché videro. Quando mai ti abbiamo visto? Dicono costoro. E Gesù disse, voi mi avete visto. Voi avete visto bene. I vostri occhi hanno distinto bene le cose che c'erano da fare, le cose che c'erano da vedere, il bisogno che esisteva. Voi l'avete visto. Non vi siete confusi. Non l'avete scambiato per qualcos'altro. Voi l'avete visto. Voi avete avuto, in altre parole, dice il Signore, la mia visione delle cose. Voi avete avuto la visione di Cristo. Chi è salvato, chi ha ricevuto l'amore di Dio nel cuore, chi ha ricevuto, come dice Paolo, la mente di Cristo, ha ricevuto anche la visione di Cristo, la vista di Cristo, vede le cose come Cristo, vede le cose che vede Cristo, si accorge delle cose di cui Cristo si è accorto, è sensibile alle cose per cui Cristo era sensibile. Ed ecco perché, pur non vedendo costoro Gesù in carne e ossa, loro videro delle cose che spinsero loro ad agire. E Dio vide tutto questo. Avevano visto degli affamati, avevano visto degli assetati, avevano visto persone nude, avevano visto situazioni gravi, bisogni gravi, ed erano intervenuti proprio perché li avevano visti e avevano visto qualcosa di così grave che era impossibile ignorarlo, perché tutti noi, quando vediamo un problema grave, siamo mossi ad agire. E costoro videro qualcosa di grave. Ma allora la domanda che ci facciamo è: perché gli altri non agirono? Se erano gravi i problemi di queste persone, di questi fratelli del Signore, quindi c'è anche un riferimento alla Chiesa, se volete, di questi minimi, perché gli altri non agirono? Perché gli altri non sfamarono, non diedero acqua? Perché gli altri non vestirono, non visitarono? Perché? Erano problemi gravi, perché non li videro, perché non avevano ricevuto la vista di Cristo. O forse davanti agli occhi di Cristo avevano messo altro che aveva appannato, aveva chiuso, oscurato completamente la vista per altre cose. Costoro furono ricevuti dal Signore perché scoprirono che avevano ricevuto la visione delle cose di Gesù. Signore, dai a noi la visione delle cose che hai tu. Chiediamo a Cristo la sua vista, la sua mente. Quando, dice Matteo, Gesù vedeva le folle, ne aveva compassione, perché le vedeva in un certo modo, perché le vedeva come un gregge senza pastore, pecore sfinite e letteralmente scorticate. L'idea di queste pecore che vanno fuori strada, si graffiano tra i rovi e le spine. Gesù vedeva le folle e vedeva questo. Quando nel passo della Samaritana i discepoli ritornano a Gesù e Gesù li ferma e dice: ma voi dite che c'è un certo tempo e poi bisogna mietere. Io vi dico, alzate lo sguardo e guardate bene, perché i campi biancheggiano già. Siete qui a parlare di questo, di quello, e mi contestate che non ho mangiato, che mi sono preoccupato di altro, ma cercate la mia vista,
guardate come vedo io, e vi accorgerete che davanti a voi ci sono dei campi che biancheggiano. Questo è il senso della parabola. Dobbiamo cercare Cristo dove Lui è realmente. Non solo la visione di Cristo, ma la prontezza di Cristo. Chi soccorse questi bisognosi lo fece subito e sembra quasi fare intendere il Signore con l'altra parte, con gli altri. Signore, quando ti abbiamo visto aver fame, sete, essere straniero, nudo, ammalato, in prigione e non ti abbiamo assistito? Sembra quasi che questi ultimi vogliono dire al Signore: Signore, ma tu vuoi forse credere che se ti avessimo visto affamato o nudo, noi non ti avremmo soccorso? Signore, se tu ci avessi chiesto qualsiasi cosa, ci avresti trovati pronti a farlo. E lì sta il punto. E non è un punto da poco. Che ai primi non fu chiesto nulla. Se c'è bisogno chiamami, io ci sono. Signore, chiedimi tutto quello che vorrai, io sono pronto, voglio servirti. Lo farò, aspetto che tu mi dica. C'è qualche affamato da sfamare? Ci sarò. C'è qualche bisogno da sopperire? Ci sono. Non ti preoccupare, mi troverai sempre presente. È qui il punto. È qui il punto. Qualcuno pensa che forse queste parabole siano un po' troppo dure, che bisognerebbe avere le maglie un po' più larghe. Ma la questione è: Gesù non sta mettendo un peso addosso ai credenti. Gesù sta parlando di un unico fatto che ci porterà in cielo. Se la nostra vita è veramente cambiata, ma non cambiata per far del bene, il bene dimostrerà se noi siamo nuove creature, tutto nuovo. Questo ci porta in cielo, non migliorare, non fare opere buone, ma essere nati di nuovo. Vi ricordate venerdì scorso? Se tu non nasci di nuovo, non puoi entrare nel regno di Dio, disse Gesù a Nicodemo. I salvati, nati di nuovo, rigenerati, nuove creature vanno in cielo. Non gli evangelici, non chi viene in chiesa, non chi si comporta bene, non chi fa opere buone, non chi è tutto sommato un buon padre di famiglia, una buona madre di famiglia, un buon lavoratore o una persona onesta. I salvati, i nati di nuovo. Non si tratta di maglie troppo strette o troppo larghe, di richieste troppo dure o troppo leggere. Tutto questo ci serve a capire se apparteniamo al Signore. E chi è salvato ha la mente di Cristo. Chi ha salvato ha la visione di Cristo. Chi è nato di nuovo, le cose vecchie sono passate, ecco, sono diventate nuove. E noi pensiamo in un modo nuovo, sentiamo in un modo nuovo, vediamo in un modo nuovo e agiamo in un modo nuovo. È qui il punto. Ecco perché quelli che presentarono al Signore tutta la loro disponibilità non entrarono in cielo. Signore, io ti voglio servire. Dimmi cosa fare e lo farò. Ma i primi no. Nelle stesse identiche condizioni, ai primi non fu chiesto nulla. Semplicemente videro e agirono. E agirono perché videro. Sicuramente, sono convinto, sto un po' allargando la parabola, se il Signore avesse detto: caro capro, riferito a me, il Signore dice tante volte caro caprone, c'è un bisognoso, c'è un carcerato, c'è una persona che ha sete, vai, subito Signore, grazie. Ma il problema è che se il Signore ce lo dice,
ci sta già facendo sapere che siamo stati ciechi noi. E i primi invece non cercarono Gesù. Se c'è Gesù io vado. Se c'è Gesù con quei minimi fratelli ci sono anch'io. Mi darò da fare. Se c'è questa situazione lo farò. No, non guardarono nulla, non guardarono neanche se c'era Gesù. I loro occhi erano già quelli di Gesù. E videro persone affamate, bisognose di un intervento. E agirono prontamente. Tanto è vero che la loro purezza di cuore, la loro trasformazione di cuore, la loro natura completamente cambiata fu dimostrata dalla loro sorpresa. Signore, ma io non ho fatto nulla per te, non mi è stato chiesto nulla da te, io ho fatto semplicemente quello che ho visto. Ed è stato quello la testimonianza del loro ingresso in cielo, perché loro erano diventati come Gesù. Perché non è forse vero che noi non abbiamo chiesto a Gesù di venire in terra? Anzi, noi eravamo figli d'ira, ribelli, bestemmiatori, lontani da Lui, pronti a vivere solo per noi stessi. Ma Lui ha visto il nostro bisogno ed è venuto e ci ha soccorsi. E ancora questa mattina chi va a Lui scoprirà che prima ancora di aver chiesto aiuto, Egli ha provveduto una così grande salvezza. E allora i primi scopriranno che la loro prontezza sarà la loro testimonianza, la testimonianza che parlerà in loro favore, che davvero la loro vita è cambiata. Alleluia. Voi sapete che lavoriamo tanto con i giovani, a livello locale, di zona, anche nazionale. Tante volte i giovani vengono e quasi vogliono giustificare il loro attendismo dicendo: io sto aspettando che il Signore mi dica cosa fare. Se dici così è perché non stai vedendo con gli occhi di Cristo. Gesù fu instancabile e si stancò. E si stancò perché c'era un gran bisogno. E il bisogno che vide sulla terra quei pochi anni di ministero terreno sono nulla in confronto al bisogno dell'umanità a cui lui ha risposto morendo sulla croce. Non c'è tempo di dire: Signore, fammi sapere. Ci sono persone che hanno bisogno della parola della vita, dell'acqua della vita, hanno bisogno di rivestire il loro corpo con le vesti biancate dell'Evangelo, hanno bisogno di tornare a casa, hanno bisogno di essere soccorsi e visitati. C'è un gran bisogno. Chi ha gli occhi di Cristo lo vede e agisce. E scoprirà che sarà diventato simile al suo Salvatore. Ma come la prontezza di Cristo e la visione di Cristo ci permettono di agire? Questa è una bella parabola, perché ci dice che chi ha ricevuto la visione di Cristo avrà il premio con Cristo. Amen. Avrà il premio. Chi avrà visto Cristo vedrà Cristo nella gloria. Chi avrà Cristo in chi soffre, chi vedrà Cristo in chi ha bisogno, chi servirà chi ha bisogno, vedendo in questo il Signore, chi parteciperà alle sofferenze di Cristo, chi parteciperà al servizio di Cristo, un giorno stia certo che parteciperà anche alla gloria di Cristo. Venite voi, benedetti del Padre mio, ereditate il regno che vi è stato preparato fin dalla fondazione del mondo. Avete partecipato con me alle sofferenze, avete partecipato con me al servizio, avete partecipato con me all'amore, alla compassione. Adesso parteciperete con me alla gloria. Entrate. Il vostro cammino dimostrerà che siete nati di nuovo, siete nati dall'alto e assomigliate a me. State crescendo alla perfetta statura
di Cristo. È una parabola, se volete, abbastanza dura, ma non lo è per chi ha la mente di Cristo, ha la visione di Cristo. A volte noi usiamo questa espressione: pochi uomini misero sottosopra il mondo, parlando dei 12 apostoli. Non è esatto. Fu la Chiesa primitiva, la Chiesa dei primi tempi, che aveva come predicatori certamente gli apostoli del fondamento. Fu la Chiesa dei primi tempi a mettere sottosopra il mondo. Perché ogni singolo credente era come un inviato del Signore lì dove il Signore lo mandava. E non era per forza la missione estera o grandi cose da fare in pubblico, ma era il luogo di lavoro, era la famiglia, era il vicinato, era la prova della condotta quotidiana. E lì, capillarmente, esattamente come i capillari del nostro sistema circolatorio. Noi consideriamo le vene grandi, ma voi sapete che arrivano in fondo, e forse solo con il microscopio si può vedere fin dove arriva la singola goccia di sangue che porta vita al nostro corpo. Nello stesso modo, capillarmente, ogni singolo credente che riceveva l'acqua della vita andava e metteva sottosopra il luogo dove viveva, dove lavorava. Mettevano sottosopra il mondo. Non solo i martiri di cui abbiamo gli scritti, i pastori, i vescovi, gli apostoli subirono il martirio, ma decine, centinaia di credenti, sconosciuti a noi oggi, ma conosciuti bene da Dio, servirono il Signore. Fecero quello che il Signore avrebbe fatto, servirono il Signore fedelmente, preoccupandosi non di loro stessi, non delle loro fatiche, non delle loro sofferenze, ma degli altri, di chi non aveva il Signore, di chi era affamato, di chi aveva un gran bisogno. Vissero così e così mise la Chiesa primitiva sottosopra il mondo. E noi potremmo mettere sottosopra tutta questa zona. Ma ce la vogliamo dire la verità? E non parlo a voi, ma vi parlo della mia vita. Non sempre vedo le cose come Gesù. E quello che dedico della mia vita agli altri è una minima parte. Tanto tempo è speso per me, è speso per le mie giustizie, le mie posizioni, è speso per accaparrarmi un benessere, una serenità di vita mia, della mia famiglia. Diciamoci la verità, è così, è così. C'è un gran bisogno nel mondo. E le nostre lacrime dovrebbero principalmente scorrere non per le nostre sofferenze, ma per chi muore davvero. Perché noi già l'abbiamo conosciuto il Signore, noi già siamo salvati, noi già andiamo in cielo. E se anche dovessimo soffrire un po' in questa terra, noi siamo già col Signore. Ma ci arrabbiamo con gli altri, ce la prendiamo, facciamo le nostre guerre. Il nostro sudore, i nostri pianti sono per la nostra vita, per il nostro benessere. E se stiamo soffrendo, se ci ammaliamo e dobbiamo guarire noi, e dobbiamo risolvere noi i nostri problemi, ma quanti bisogni ci sono? E spendiamo le nostre giornate in casa nostra. E spendiamo i nostri pensieri a lamentarci che nessuno si cura di noi. Però se qualcuno ce lo fa notare, e non parlo di persone, ma dell'unico che è capace di farci notare davvero le cose. Se qualcuno ce lo fa notare, noi siamo pronti a dire: ho i miei problemi, però sappi che se tu me l'avessi fatto sapere, avrei soccorso.
non avrei negato il mio aiuto a nessuno. Ma noi siamo nati di nuovo, o no? O qualcuno ci deve dire le cose da fare? Il nostro cuore deve battere al ritmo del trono di grazia. Deve vedere le cose che prima non vedevamo perché eravamo morti noi stessi, ma adesso abbiamo la vita di Cristo. Bisogni ce ne sono, ma sono quei bisogni che ci faranno sapere che visione delle cose abbiamo, quanto il Signore ha realmente trasformato la nostra vita. A questo serve, perché l'abbiamo detto tante volte e lo ripeteremo, Dio non ha bisogno di noi. Nel passo della moltiplicazione dei pani, con pochi pani e pochi pesci, il Signore ha sfamato migliaia di persone, non ha bisogno di noi. Ma noi abbiamo bisogno di sapere se abbiamo la mente di Cristo, se abbiamo l'amore di Cristo, se abbiamo la visione delle cose di Cristo. Abbiamo bisogno di saperlo, perché quando lo sapremo, allora sapremo che il giorno in cui Gesù tornerà ci dirà: venite benedetti del Padre mio. Ci dirà così. C'è un premio per voi, che è il premio che il Padre mio ha riservato a me, io lo condivido con voi. Voi avete condiviso le sofferenze con me, io condivido il premio con voi. Ho concluso. La domanda è: ci vedi bene? Ci vedo bene? Fratelli, sorelle, perché no, amici, che ancora non siete entrati nel regno di Dio. Se volete, credetemi, e vi parlo per testimonianza personale, non per cose imparate sui libri. La vera vita è una vita spesa per Gesù. Non c'è un altro motivo di vita che alla fine della nostra esistenza terrena ci permetterà di dire: ho speso la mia vita in modo degno, in modo autentico. Soltanto vivere per Cristo e vivere davvero. Ecco perché abbiamo bisogno che il Signore ci trasformi. Egli torna e ci dovrà trovare distratti. In che senso? Che siamo impegnati a dare soccorso, a servire, a provvedere, a dare una risposta. Ci dovrà fermare il Signore, non ci dovrà trovare fermi lì dicendo: ti stavo aspettando, guarda, mi sono fermato un po' perché sapevo che tornavi. No, ci deve fermare Lui dicendo: fermati, fermati dal lavoro, fermati dal servizio, adesso è arrivato il tempo del riposo. Ci deve trovare così il Signore. E noi gli diremo: Signore, quando? Quando ti abbiamo visto? Eravamo impegnati, c'era un gran bisogno. Io ero quel bisogno. Io ero in quelle persone. E voi avete servito me, onorato me. Sia benedetto il nome del Signore quando rivolgerà a noi queste parole e noi entreremo nella sua gioia. Alziamoci in piedi e ringraziamo il Signore.